chiamo Mella Rolando, abito a Fanna, sono il 2 marzo del 79. Io sono Walter Corona, sono nato il 9 maggio del 79 a Maniago e abito a Spilimbergo. Alcuni terrazzieri più anziani, non facendo più loro questo lavoro, ci hanno passato questi lavori a noi e insieme a loro, ovviamente dei consigli molto utili, insomma, siamo riusciti a entrare e imparare questo mestiere molto bene, insomma, e poi ovviamente è un mestiere che penso che fino a che il giorno che non smette imparerà sempre di fare qualcosa. Nei dintorni ci sono alcune ditte, non tantissime, c'è un paio di ditte che diciamo siamo qui raggruppate nei dintorni qua. Nella zona ci sono alcune ditte che penso che poi siano molto molto rare al di fuori di questa zona qui, perché diciamo nel nostro intorno Fanna, Arbas e Quals, sono queste le zone che addirittura penso a livello mondiale siano il cuore del seminato alla veneziana, insomma del terrazzo friulano. Alcuni anni fa era usato molto di più, era quasi esclusivamente usato solo questo lavoro qua, solo il tipo di materiale, solo seminato alla veneziana. È stato per un bel po' di anni era quasi scomparso. Adesso per fortuna diciamo, sta riprendendo molto bene e lo stanno rifacendo in molti, insomma. Perché la levigatura una volta era vincolante in tantissime cose, e invece adesso avendo la levigatura, essendosi organizzati molto bene e avendo anche delle molle più moderne, diciamo, si riesce a affrontarla diversamente e di conseguenza la posa viene un attimino più, si è più liberi di fare qualcosa. E bisogna conoscere innanzitutto molto bene anche il cemento, bisogna conoscere bene il materiale, il marmo e soprattutto vedere bene la caldana, il sottofondo, come è stato fatto, perché siamo molto molto vincolati noi col sottofondo, perché ovviamente i pavimenti si possono spaccare, tantissime volte non è colpa diciamo, del pavimento sopra, ma è colpa del sottofondo, che è stato fatto ovviamente male o con materiali non adatti. Qui è il sottofondo, diciamo, dove viene seminato sopra, è il cemento e la parte più fine del marmo, la graniglia. Stendiamo uno strato di circa 2 cm, sì, dopo viene bagnato un po' e seminato sopra.